sessione straordinaria del Consiglio Comunale di San Martino di Lupari per il conferimento di titolo di città da parte del Ministro onorevole dottor Roberto Maroni, che ringrazio che è qua con noi e che oggi insieme alle autorità civili, militari, tutti voi sammartinari, ci ha onorato della sua presenza e naturalmente noi ricambiamo l'affetto e la stima nei suoi confronti. Questa sessione, come dicevo, straordinaria del Consiglio Comunale adesso la apriamo, quindi prego il segretario di fare l'appello. Gianni Corato, presente. Maurizio Conte, Walter Lago, Gerardo Scambaro, presente. Giovanni Salvaraggio, Alberto Borbignon, presente. Fabio Giuliano, presente. Attilio Carlone, presente. Luisa Serrato, Giuseppe Zanchini, presente. Franco Bolzoni, presente. Luigi Volpe, presente. Gianfranco Grigolon, presente. Cristiano Pedrini, presente. Patrizia Maragagnolo, presente. Pietro Rosato, presente. Giovanni Baldo, presente. Stefano Zarattini, presente. Andrea Albanese, presente. Chiara Pierogon, presente. Aristide Prevedello, presente. Sonia Lago. Grazie segretario. Allora, oggi in questo Consiglio Comunale San Martino di Lupari acquisisce ufficialmente il titolo di città. Titolo di città che nasce dalla storia, dalle radici, dall'operosità dei nostri sammartinari e dal territorio di tutta l'Alta Padovana, della provincia di Padova, del Veneto e credo del Nord Italia. San Martino di Lupari si è distinta fin dal 1100, quindi ha più di un millennio di storia certificata, nasce come pieve, storicamente era divisa in Padovana Trevisana, dopo è stata riunita in un unico comune, è sempre stata un po' la cerniera tra varie province, varie identità e varie culture. Ha saputo distinguersi non solo per quanto riguarda le attività produttive, che a San Martino di Lupari avremo modo anche di vederle dopo con la visita all'Expo fieristico, attività che si distinguono per il valore aggiunto che hanno e che riescono a produrre e trasmettere a tutte le altre, quindi hanno il famoso effetto volano. Attività che riescono a distinguersi oltre che nel settore produttivo, soprattutto nell'ambiente sociale. Riescono a reinvestire e a creare ricchezza e capitale sociale, che è un elemento importante ed è quello che tutti definiamo terzo settore, ed è quello che fa stare bene un paese, stare bene le popolazioni, stare vicine alle persone che per una serie di problemi di vita, di vicissitudini e di attività hanno meno di noi. San Martino di Lupari conta più di 40 associazioni, quindi ha un associazionismo diffuso su 13.500 abitanti. Conta attività che spaziano dal settore della ricreazione, dal settore produttivo legato alla carpenteria leggera e pesante, alla ristorazione, alle attività produttive e tecnologiche, come dicevo prima. Tanto per farvi un esempio, a San Martino di Lupari da quasi un quinquennio abbiamo una ditta che non vende o commercializza i pannelli fotovoltaici, costruisce le macchine che costruiscono i pannelli fotovoltaici. Tanto per dirvi l'ingegno dei sammartinari, come si esprime e a che livelli, ma potrei citarvi decine di esempi. Quindi la dinamicità ci ha sempre contraddistinto. Come amministrazione noi abbiamo cercato di interpretare nel migliore dei modi questa dinamicità. E come l'abbiamo fatta? Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto gestendo il bilancio con un'assoluta trasparenza e oggettività, riducendo l'indebitamento. Chi ha letto i giornali anche di recente, io ho detto siamo un comune da AAA, dove che la AAA o qualcosa meno di AAA è vista quasi come uno spavento, uno spaventapasseri per tutti di questi tempi. Col collegato che anche il Ministro ha contribuito a votare la finanziaria 2011, dove hanno istituito il patto verticale, orizzontale e regionale, noi siamo risultati, l'amministrazione che ha ricevuto nella provincia di Padova la possibilità di usare questo patto per una cifra più alta di tutti, più di 1 milione di euro, questo alla luce degli indicatori positivi che abbiamo e appunto a riprova di quello che è la nostra gestione. Quindi un'attività produttiva importante, una gestione che supporta, politico-amministrativa che supporta l'attività produttiva e che riesce con questa sinergia e con il lavoro di tutti a portare risultati per i cittadini di San Martino di Lupari. Credo che oggi noi coroniamo questi risultati che abbiamo raggiunto insieme tutti con la presenza del Ministro, con
l'Expo fieristico di San Martino Attiva, che è arrivato al terzo anno e vede ormai, ha raggiunto ormai un successo stratosferico, e non esagero con questo aggettivo, ma soprattutto oggi vedremo anche la consegna di un automezzo che il Comune farà all'associazione House, che collabora con noi per il trasporto di disabili e di anziani non autosufficienti, a riprova che il connubio amministrazione, produzione sociale e attività produttiva crea il nostro sistema paese, e crea un sistema paese che è vincente, soprattutto in questi momenti dove le difficoltà, i problemi legati ad arrivare a fine mese che tutti sentiamo, si sentono anche a San Martino, perché non è che non si sentono, però si sentono meno, grazie a questo tipo di interventi e grazie a questo tipo di aiuto e di fare squadra e rete che hanno i sammartinani. Io non mi dilungo, passo la parola all'assessore regionale Maurizio Conte e dopo l'intervento di Maurizio Conte passerò la parola al Ministro per la consegna di pubblicità. Grazie. Innanzitutto devo ringraziare il nostro Ministro che sicuramente dà un vanto alla nostra città, una città che ha dimostrato in questi anni di aver realizzato quello che è stato un percorso di sviluppo, quello che è stato veramente il risultato di una comunità, da comune, passare a città, vuol dire prendersi anche una responsabilità istituzionale di quello che è stato il risultato di chi ha amministrato, ma di chi ha soprattutto investito nell'economia, in quell'economia che è stata alla base anche di quello che è stato lo sviluppo, soprattutto anche grazie all'imprenditoria familiare, che qui è veramente il fondante della nostra società. Molti sammartinari sono nati all'estero, molti hanno abbandonato questa terra, ma sicuramente per loro sicuramente un vanto essere rappresentanti di una città che in questi anni ha avuto anche l'orgoglio di avere magari anche rappresentanti istituzionali, politici, nell'ambito di quella che è lo scenario politico provinciale, regionale e anche nazionale. E possiamo quindi pensare a quello che può essere l'obiettivo, di essere partecipi a quelli che sono gli obiettivi fondanti anche della riforma dello Stato. E penso sia proprio questo l'obiettivo, grazie anche a quello che è stato l'attuale governo, ma in particolare anche del tuo mandato, che ha visto la coscienza e la consapevolezza che la tua azione ha portato risultati fondanti contro la malavita organizzata, contro la criminalità, che sicuramente nessuno prima aveva messo in evidenza come obiettivo primario. E penso sia questo anche l'orgoglio di chi può essere rappresentante del territorio, nell'avere appunto persone come te che credono che le cose veramente possono essere cambiate, con la forza della politica, con la forza della democrazia, di quella politica che noi vogliamo massima nella trasparenza. E penso sia questo anche l'obiettivo futuro, nei prossimi mesi, nel garantire che anche a livello di partito, anche a livello politico, noi possiamo garantire che questo territorio abbia giusti rappresentanti, come sicuramente li abbiamo nel nostro territorio, ma legati anche a quello che è una forte identità di personalità come la tua. Quindi noi dobbiamo solamente che ringraziarti per aver onorato il nostro paese, per aver onorato tutti i rappresentanti che ringraziamo essere qui presenti oggi, dal prefetto al questore, a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, inoltre all'onorevole nonché vicepresidente della regione Zorzato Marino, anche lui di San Martino, consigliere regionale Bozza e la tua amica onorevole Munerato, e poi tutti i rappresentanti istituzionali che purtroppo non sto qui a elencare. Quindi grazie ancora e sicuramente saremo al tuo fianco nelle tue battaglie politiche e soprattutto istituzionali. Grazie. Buongiorno a tutti, questa è l'ultima uscita che faccio da Ministro dell'Interno, probabilmente, anzi sicuramente, perché lunedì ci sarà un nuovo governo di cui la Lega non farà parte, quindi neppure io, ma sono ben lieto di farla in questo modo, venendo in un consiglio comunale
per consegnare il conferimento di città ad un comune, un riconoscimento che San Martino si merita per la sua storia, per la sua comunità, per la forza e la coesione di questa comunità. E ritorno un po' alle origini che io ho iniziato tanti anni fa proprio in consiglio comunale come consigliere di opposizione, poi presidente del consiglio comunale. Sono lieto di essere qui oggi, concludere questa esperienza di 3 anni e mezzo che è stata esaltante, affascinante, faticosa, molto impegnativa, proprio in una sede istituzionale, in un comune, perché ora città, perché qui ci sono le radici della nostra civiltà, ci sono le radici della nostra democrazia. Di solito si pensa che il ministro dell'interno sia il ministro di polizia. D'altronde con un capo della polizia che si chiama Manganelli e un ministro che si chiama Maroni la battuta viene facile. È stato così. È stato così e devo dire con grande soddisfazione io posso vantare come Ministero dell'Interno risultati nella lotta alla criminalità che non hanno precedenti, non per merito mio o non solo per merito mio, per merito di tutta la squadra. Il Ministero dell'Interno è un po', l'ho paragonato a una Ferrari. La Ferrari è una macchina velocissima, straordinaria, che però devi saper guidare, perché se ti siedi su e non acceleri passano a 500 e va più veloce, o se sbagli guidare alla prima curva esci. È una macchina straordinaria con tantissime persone di qualità. Ho citato il capo della polizia, ma tutti quelli con cui ho collaborato in questi 3 anni e mezzo al Ministero dell'Interno, ma anche sul territorio, i prefetti, i questori, i carabinieri, le guardie di finanza, tutte le altre forze dell'ordine hanno costituito una squadra straordinaria nel contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie, ma anche alla criminalità urbana. Noi abbiamo investito molto, io ho investito molto in questa direzione, cercando di attuare quella che è stata un'intuizione non mia, ma che io ho attuato, quello della sicurezza partecipata, coinvolgendo nella gestione della sicurezza tutti quelli che a qualunque titolo potevano partecipare, le forze dell'ordine naturalmente, la magistratura, ma anche i rappresentanti istituzionali, i sindaci in primo luogo. Abbiamo dato ai sindaci forti poteri di ordinanza, perché i sindaci non nella lotta alla mafia, ma nella lotta al degrado urbano, cittadino, che poi porta a fenomeni di criminalità, sono importanti, sono in prima fila e i risultati sono stati straordinari, pur in presenza di difficoltà economiche che ci hanno costretto a tirare la cinghia, a ridurre gli stanziamenti. Abbiamo aumentato le attività, le pattuglie, i controlli sul territorio e abbiamo ottenuto risultati, ripeto, che non hanno precedenti. Nella lotta alla criminalità organizzata, io voglio considerare il fiore all'occhiello dell'attività del Ministero dell'Interno in questi 3 anni e mezzo, sono stati sottratti alla criminalità oltre 50.000 beni per un valore di 25 miliardi di euro. 25 miliardi di euro, che è 5 volte quello fatto nei 3 anni precedenti. Tutti beni che sono messi a disposizione dei cittadini in vario modo, dei sindaci in primo luogo, e della collettività e della comunità, delle persone oneste. Sono risultati significativi che io mi auguro chi verrà dopo di me possa conseguire nello stesso modo e anche di più. Non ci deve essere distinzione in questo tra le forze politiche. Io auguro al mio successore di riuscire a fare meglio di quanto sono riuscito a fare io e confido sul fatto che tutto l'apparato è stato in questi anni sensibilizzato in questa direzione. Abbiamo un sistema che non esito a definire il migliore in Europa di contrasto alla criminalità organizzata. Molto lavoro c'è da fare,
ma abbiamo impostato il lavoro nella direzione giusta. Si tratta di continuare per aumentare i risultati che, ripeto, sono stati senza precedenti. Ma dicevo, si pensa al Ministero dell'Interno come il Ministero di Polizia, ma non è solo questo, anzi c'è una parte che è quella che io preferisco, che è appunto il rapporto con gli enti locali, con i comuni, perché la nostra società si fonda su questo, si fonda sulle autonomie, si fonda sugli 8.500 comuni grandi, le grandi metropoli, ma soprattutto piccoli e piccolissimi. Riflette un po' il sistema economico, quello del mondo delle autonomie, le piccole imprese, le imprese familiari, comuni con 1.000 abitanti, 2.000 abitanti, con 15.000 e più, che sono quasi un'eccezione, ma ciascuno geloso della propria identità, non vuole rinunciare, anche se questo comporta magari maggiori oneri di servizi, ma questo valore dell'autonomia è insito in ciascuno di noi. E in questi anni il mio rapporto con i comuni, con gli enti locali, è stato sempre intenso. Non è mai finito sui giornali, non ho mai avuto gli onori della cronaca, ma non per demerito mio, per volontà mia o dei comuni, perché sono altre le cose che fanno notizia. Ma il lavoro è stato intenso, un confronto continuo. Ho già detto dell'investimento fatto nella materia della sicurezza, la sfida che ho lanciato ai sindaci di far parte del sistema di sicurezza partecipata, sfida vinta, perché i sindaci sono e vogliono essere in prima fila nei confronti dei loro cittadini, sono eletti direttamente, sono gli interlocutori, qualunque cosa succeda nel comune, il cittadino il primo che sente è il sindaco, non pensa al ministro dell'Interno, al prefetto o al questore. Ma non solo sulla sicurezza, ma proprio nella gestione delle attività abbiamo lavorato molto, intensamente in questi 3 anni e mezzo. Abbiamo cercato di trasformare il sistema dei rapporti tra centro e periferia in un sistema più federalista, più autonomista. Non siamo ancora riusciti ad ottenere, a realizzare quel modello di federalismo diffuso che fa dei comuni, dei sindaci, il pilastro fondamentale su cui si regge lo Stato. Ma il processo è avviato. Io non ho mai pensato che bastasse un decreto per trasformare l'Italia da Stato centralista in un moderno Stato federale. È un processo lungo, difficile, faticoso, ci sono tantissime resistenze da vincere dentro l'apparato, ci sono le resistenze che vengono dai territori, che vengono dalle regioni, in particolare quelle del sud, che in questi anni hanno lavorato in un certo modo rispetto alle regioni del nord, da un sistema che ha buttato via e continua a buttare via tanti soldi, troppi soldi nelle clientele, nella gestione inefficiente dei servizi. Però le regole sono state scritte, questa è la soddisfazione che io ho come ministro e come rappresentante di un partito che ha fatto del federalismo la sua battaglia da tanti anni a questa parte. Le regole sono scritte, bisogna applicarle, bisogna andare avanti nel processo, bisogna concludere rapidamente il processo, perché il federalismo non è il nord contro il sud o cose di questo genere. Il federalismo è l'attuazione del principio di responsabilità. Io sono responsabile delle cose che faccio con i soldi che ho. Se non riesco a farlo, i miei cittadini mi mandano a casa. Non posso pensare sempre di dire è colpa di qualcun altro, oppure non ho i soldi perché se li prende Roma. Dobbiamo arrivare in un sistema federale compiuto, e allora chi non è in grado di gestire, chi ha sempre fatto affidamento sull'aiuto o sul rimborso a piedi lista che viene fatto a fine anno,
dovrà cambiare atteggiamento. Questa è la sfida che vale per tutti gli amministratori, i politici, ed è il punto di arrivo di un percorso che noi abbiamo iniziato. Io mi auguro davvero che questo percorso non venga interrotto, che si continui in questa direzione, perché è un bene per tutti e serve anche e soprattutto a riconciliare i cittadini con le istituzioni, con la politica, che molto spesso ha dato cattiva prova di sé. Non bisogna generalizzare, è sbagliato generalizzare, ci sono tanti che fanno politica, amministratori, in primo luogo amministratori, sindaci, consiglieri di maggioranza e di opposizione, che lo fanno non per diventare ricchi, ma per la passione di farlo, perché vogliono fare bene. Dobbiamo metterli in condizioni di farlo, e il federalismo, la conclusione del processo che abbiamo messo in moto è esattamente la ricetta che serve per definire questo sistema. Adesso siamo in un momento di difficoltà, come tutti sapete, difficoltà economica, c'è l'intervento dell'Unione Europea, della Commissione Europea, ci sono tanti in giro per l'Europa, per il mondo, che ci dicono che cosa dobbiamo fare. Ieri addirittura il Presidente dell'Unione Europea è venuto in Italia a dire che per gli italiani non servono le elezioni. Io non credo ci siano precedenti di qualcuno che va in uno Stato sovrano e dice al popolo che cosa deve fare. Non lo dico perché sono un politico, ma rivendico alla politica con la P maiuscola, a prescindere dalle persone, il ruolo di guida, perché la politica con la P maiuscola è la democrazia, non ci sono altre regole, non può venire qualcuno da Marte e dire comando io e tutti stanno zitti, perché questo succedeva ai tempi che nessuno di noi vuole ritornino. La regola è la democrazia, e la democrazia è la rappresentatività. I cittadini sono quelli che decidono da chi essere governati. Abbiamo fatto male, abbiamo sbagliato, bene, posto qualcun altro deve avere la legittimazione dei cittadini. Io la penso così, sono convinto sostenitore dei principi di democrazia rappresentativa e confido che la persona a cui tutti noi in questo momento facciamo riferimento, il Presidente della Repubblica, saprà decidere per il meglio. È un momento difficile, complicato, dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare presto, ma dobbiamo anche evitare di pensare che non ce la possiamo fare, che deve arrivare qualcuno da Bruxelles che fa il commissario straordinario di questo grande paese pieno di vitalità, pieno di attività, pieno di passione di cui facciamo parte. Io voglio concludere consegnando quindi il diploma, non so se si chiama diploma, non sono esperto di burocrazia, l'attestato, i nomi di conferimento, di concessione al comune di San Martino di Lupari in provincia di Padova, finalmente in provincia c'è una provincia, non sono più due, il titolo di città. Grazie a tutti, congratulazioni e buon lavoro. E noi per ringraziare il Ministro che è venuto ad onorare il Comune di San Martino di Lupari consegnandoci personalmente il titolo di città, come amministrazione vogliamo che parta da San Martino di Lupari con un ricordo di questa cerimonia che ci ha visto tutti partecipi e tutti vicini, e abbiamo preparato una targa, la memoria di questa giornata, per ricordare il Ministro. Ringrazio oltretutto, oltre al Ministro, anche i nostri artigiani. Come vedete in pochissimo tempo hanno realizzato, secondo me, un'opera d'arte. Anche questo fa parte del patrimonio dei sammartinari. Grazie.